Telespettatori di 7 Gold, canale 15 del digitale terrestre, abbiamo già alle nostre spalle le belle emozioni delle giornate pasquali. Adesso tra poco si ritorna in campo, esattamente domenica 27, pertanto la puntata odierna di Penalty è una puntata decisamente speciale. Avremo modo di rivedere l'evento del Peschereccio d'Oro 2025, rivedremo qualche interessante face to face e soprattutto ci sarà uno speciale dedicato al torneo delle regioni 2025 che quest'anno si è svolto in Sicilia. Pertanto buona visione a tutti voi, ci vedremo dopo per i saluti. Tired of all the people running after silence and a way to stay. I'm feeling the darkness in his face every time he goes away. Try, forget about what you have seen last night. Please think about the sign you gave me. This one can't stop sticking my head for times and times and where are the keys to take these thoughts out of your brain, out of your mind, out of your sinister smile, 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 smile. Cannot see your eyes, so I can't tell if
batte lungo dalle parti di Musumeci, anticipata da Ligi, continua a combattere Musumeci, lì viene aiutata anche da Antoci, quindi ancora continua l'azione romagnola con Ligi che prova a servire Mingardi, Sedotto che prova a servire Manfredi è davanti dalla porta, Manfredi Leto scivola e segna il primo gol per le romagnole, sigla l'1-0 col 17 Asia Manfredi. Adesso vediamo, pallone lungo per Grillo, in mezzo c'è Fulgoni è da sola, Fulgoni! Il 2-0 dell'Emilia Romagna viene segnato da Francesca Fulgoni. Si riparte con Pipitone verso sempre Gippetto, poi Vittoria Musumeci 1 contro 1. Musumeci, viene toccato il pallone dal numero 2 romagnolo, poi ancora un'altra volta Musumeci che però viene buttata a terra e quindi è calcio di rigore. A battere Gaia Bruno, numero 4 per la Sicilia, col mancino Bruno sigla il 2-1 e finisce così, però fischia 3 volte l'arbitro, ci sono un po' di proteste, finisce così la partita sul 2-1 dopo il gol iniziale di Manfredi. Arriva prima il raddoppio di Fulgoni e poi il calcio di rigore battuto e segnato da Bruno, il capitano della Sicilia. Purtroppo la Sicilia è esclusa, buttata fuori dal torneo delle regioni, invece va avanti l'Emilia Romagna. Coperto il rinvio di Chiara, allora può scappare ancora Isufi, arriva il gol del Piemonte che colpisce con l'1-0 firmato dal numero 14 Aurelio Isufi. Eccolo qui Isufi in mezzo a due, poi il tiro dalle retrovie, arriva il secondo gol da parte del Piemonte con la botta ravvicinata di Federico Bertagnon che fa 2-0. Palla nel mezzo, allontana come può la difesa piemontese, poi Birardi innesca ancora, Birardi dall'altra parte, messa giù, poi si prova la palla, rimane lì, Socco da 2 passi e c'è il gol della Sicilia che riapre la partita con Dario Cappello, un'azione forse confusa ma comunque alla fine porta al -1 firmato da Dario Cappello. Sonco non era riuscito a battere Bergna che aveva respinto, ma la palla rimane lì, accorcia le distanze la formazione siciliana, non c'è più tempo, finisce così. Piemonte Valle d'Aosta batte Sicilia 2-1 e approda alle semifinali di domani. Dall'altra parte invece Sicilia che viene eliminata. È l'ultimo inno d'Italia per la categoria Under 15 per Lazio e Marche. Adesso non contano più le statistiche, i passaggi, non conta più nulla. Adesso conta solo vincere per portare a casa la 61esima edizione del Trofeo delle Regioni 2025 che per la prima volta ha toccato il territorio siciliano. Ultimo quarto d'ora più recupero per le speranze delle due squadre, poi in caso di parità si andrà ai tempi supplementari. Se lo 0-0 o comunque il pareggio dovesse persistere, poi saranno i calci di rigore ove necessari a decidere questa finale.
qui in uscita, sbaglia, incredibile! L'errore da parte di Grigore, errore gravissimo, ma di fatto mette avanti il gol dell'1-0, è scappata via il Lazio e dunque il gol di Tagliaferri che va a fare l'1-0. Attenzione, tiro di rigore, attenzione all'ultimo minuto, ma seguiamolo. Questo calcio di rigore, Paganini sfida Grigore, va Paganini, parata da parte di Grigore che si fa perdonare per l'errore, ma non c'è più tempo perché la rappresentativa del Lazio vince la categoria Under 15 del 61esimo edizione del Trofeo delle Regioni. La festa del Lazio la vedete, io adesso provo a prendere Mister Lanni, è poco tempo e che sono diventati subito dei suoi fedelissimi. No, sono d'accordo, è un percorso che è iniziato parecchi mesi fa e credo che sia stato un titolo meritato per quello che abbiamo fatto vedere. Sin dall'inizio i ragazzi in campo hanno sempre dato il massimo, è un ottimo gruppo, un'ottima squadra e credo che sia più che meritato questo titolo italiano. Dalla splendida Taormina, Stadio Bacigalupo, buongiorno da Giampaolo Pasqualino per la finale Under 17 del Torneo delle Regioni, in campo Lombardia ed Emilia Romagna. Si parte, godetevi la finale del Torneo delle Regioni Under 17. Adesso Piazza, scappa ancora a destra, Pizzi su di lui, occhi negli occhi, Piazza doppio passo, Piazza passa. Poi Capitan Gamba, la palla arriva per Ndao! Il vantaggio della Lombardia! Ha segnato Ndao! 1-0! Erzua, palla dentro, diventa un assist, Guidone dietro, la conclusione, la pareggiata l'Emilia Romagna! Azione meravigliosa! E gol dell'1-1! Con orgoglio indica la propria regione, Cipriani. Che gol, 1-1, Cipriani. L'avevamo detto più e più volte, è vero, Lombardia in vantaggio, è vero tutto, ma l'Emilia Romagna sta giocando, sta creando tantissimo e guarda caso da chi arriva il guizzo per il gol dell'1-1, e beh, da Erzua. E adesso il pericolo, poco fa era nell'area lombarda, adesso siamo dall'altra parte, qui la Lombardia ha una bella occasione. Dentro Ndao, dentro Traballi, Corsaro, dentro ovviamente anche Capitan Gamba. Cross, secondo palo, c'è la rete! Mamma incredibile! mia. Mamma mia! Montalbano regala lui probabilmente la vittoria alla Lombardia. 2-1, 2-1 Lombardia. È finita! È finita! Non erano minuti, erano secondi quelli indicati dal direttore di gara. E allora la Lombardia ha vinto il torneo delle regioni Under 17. Alla fine ci ha pensato Montalbano. La festa della Lombardia che ha sofferto tanto in questo match, ma alla fine ha trovato la vittoria. Onore a questa Emilia Romagna che ha giocato una partita di grande qualità e di grande intensità, davvero i nostri complimenti, ma la Lombardia ha meritato questa vittoria e allora che parta la festa, io Giampi vado a bordo campo. Eccoci con mister Tacchini. La Lombardia Under 17 vince il trofeo delle regioni Under 17, volevo ricordarglielo mister, so già che ne è consapevole. Che trofeo è stato? Questa è la prima domanda. Come sempre un torneo impegnativo che alla sesta partita spreme completamente tutti i giocatori. Onore all'Emilia perché ci hanno messo sotto per tutta la partita, è stata una bella partita aperta, forse se avessimo chiuso nel primo tempo era meno sofferta. Vabbè, sono sicuramente tutti dei dilettanti e li abbiamo assemblati di fatto in pochi mesi con solo 2 o 3 amichevoli e di fatto alcuni non si conoscevano fino a una settimana fa, perché purtroppo quest'anno abbiamo avuto delle vicissitudini regionali che non ci hanno permesso di fare un programma un po' più completo. Detto questo, io spero per loro che realizzino i loro sogni a prescindere che siano calcistici o altro.
Mister, complimenti e grazie ancora. Grazie a mister Tacchini. E adesso è il momento. Eccolo qua, consegnati dal presidente Abete consegna la coppa a Gamba. La Lombardia vince per il secondo anno consecutivo il trofeo delle regioni Under 17. Sudore, lacrime, sogni coltivati minuto dopo minuto. È il calcio delle ragazze, quelle sognatrici, troppo spesso guardate con disprezzo in questi campi, come se si trattasse di un altro sport. E su quell'onda di pregiudizio che si illuminano le stelle in campo, mentre troppi vivono nel limbo dell'ignoranza. Dallo stadio comunale Bucalo di Santa Teresa di Riva, benvenuti per vivere insieme la finalissima del torneo delle regioni 2025 categoria femminile. È iniziata, mettetevi comodi, la finalissima Veneto contro Lombardia. Pallone ancora lungo sul flipper, per un attimo è possesso Lombardia, poi ritorna il possesso alle ragazze in maglia nera. Bello lo scambio, pallone dentro a cercare Carrer e arriva subito il gol di Carrer. Si sblocca il match, si sblocca la finale e non poteva che essere suo il gol di Carrer. Mancino dentro, addirittura la sforbiciata ed è un gol capolavoro quello qui visto a Santa Teresa di Riva. Rovesciata incredibile che porta sul raddoppio la Lombardia. Poi occhio perché c'è il pasticcio, il gol del Veneto sulla ribattuta del portiere. Risultato che torna con un solo gol di svantaggio per la formazione veneta. Ha segnato De Muri. Bello lo scambio tra 19 e 20. Ora Trevisan. Pallone di ritorno ancora per Tollardo. Largo da De Muri. Difende col corpo, poi prova il pallone in mezzo e pasticcia il portiere della Lombardia. E pareggio a Santa Teresa di Riva, 2-2. Tutto da rifare, tutto da rigiocare, una partita da vivere ancora ed ancora. Pallone dentro sul secondo palo, rimane lì proprio Porro. 3-2, 3-2, il gol di Porro che cambia tutto e cambia la partita su calcio piazzato col destro. 3-2, ha segnato ancora Porro. E finisce qui, game over, la Lombardia è ancora campione del torneo delle regioni 2025. L'abbraccio, la gioia, la felicità, il sudore e le emozioni di queste ragazze che hanno dato tutto per arrivare all'obiettivo finale. E siamo qui con il mister, complimenti prima di tutto. Ma qual è il trucco, il segreto, l'ingrediente magico dietro questa squadra che sembra ed è imbattibile? È imbattibile, ma quest'anno è stata dura, quindi innanzitutto i complimenti al Veneto perché ha fatto davvero una grande partita. Noi siamo state brave a fare ciò che forse è stato il nostro punto debole durante il campionato, durante il torneo, cioè finalizzare al massimo le occasioni che abbiamo avuto. Abbiamo fatto fatica. Sapevamo che dovevamo fare questo tipo di partita cercando di contenerle il più possibile e colpirle in contropiede, colpirle sui calci piazzati. Così è stato, quindi complimenti a tutte le ragazze perché hanno dato tutto e se lo sono meritate, È l'ultimo atto di un viaggio bello, divertente, appassionante, quello che sta per andare in scena qui allo stadio Valerio Bacigalupo di Taormina. Piemonte, Valle d'Aosta e Friuli, Venezia Giulia scendono in campo per la finalissima della Under 19, 61esima edizione del trofeo delle regioni qui in Sicilia. E già
arrivato il fischio di inizio e dunque siamo partiti con la finalissima Under 19 tra Piemonte e Valle d'Aosta contro Friuli Venezia Giulia. Ricordo Piemonte in completo rosso e la classica croce bianca al centro del petto, mentre per quel che riguarda il Friuli Venezia Giulia oggi scende in campo con un completo bianco. Adesso prende campo con Birtolo, rientrato dalla squalifica, non ha giocato la semifinale per il cartellino rosso, rimediato ai quarti contro la Sicilia. Qui pallone nel mezzo da parte di Giraudo, diventa buono da giocare e arriva il gol dell'1-0 con Bomberi Sufi che sblocca subito la partita e fa 1-0. Il Piemonte dopo 9 minuti è già avanti. Pallone in mezzo, la palla rimane lì rovesciata, allontana Capitan Giraudo, poi riproposta in avanti, Madi! Miracolo di Vergna! Grandissima risposta di Vergna su questo tentativo. Non abbiamo il tempo di rivederlo perché stiamo già per battere il prossimo corner, ancora tutti dentro l'area piccola. Ma che risposta, occhio a questo pallone messo in mezzo, la palla e il gol del Friuli, il gol del Friuli, probabilmente dal corner, probabilmente, anzi sicuramente direttamente dal corner, e Flyban a mettere dentro il gol dell'1-1. Pallone nel mezzo scodellato da Coluccio, largo a destra a fare da Torre, il pallone per Madi, la palla passa e gol! E il gol siglato probabilmente da Madi, ma forse un'autorete quella che verrà data a Birtolo e dunque 2-1. Incredibilmente il Friuli Venezia Giulia ribalta questa partita al 94esimo e Madi a mettere dentro il pallone del 2-1, avanti il Friuli. Prova ad affondare Osmani, poi calcio di rigore, ma questo è da rivedere, contatto abbastanza netto. Osmani contro Vergna dagli 11 metri. Gol del Friuli Venezia Giulia con Gabriel Osmani che fa 3-1 e va a prendersi tutto il calore, invoca la calma Gabriel Osmani, tutta la panchina ad abbracciare il numero 13. È un gol pesantissimo, 3-1. Triplice fischio, 7 anni dopo il Friuli Venezia Giulia torna a vincere il categoria Under 19 del torneo delle regioni. E dunque Friuli che torna a casa con la coppa di questa categoria. Mister Bortolussi, partiamo da questa partita, una partita soffertissima quella del Friuli Venezia Giulia, sotto di un gol, è una squadra che non ha mollato fino alla fine. Cosa secondo lei ha cambiato la partita? Allora, diciamo che è cambiato il torneo dalla prima partita perché i ragazzi hanno capito cosa voleva dire lottare, hanno capito cosa vuol dire fare il torneo delle regioni. La prima partita non abbiamo fatto bene, però abbiamo pareggiato. Poi ho detto ragazzi, o ci mettiamo e entriamo nel clima del torneo perché sennò non torniamo a casa subito. Avevo capito che avevo un gruppo importante e l'ha dimostrato, e il carattere soprattutto quando vai sotto di un gol. E oggi poi a maggior ragione che eravamo un po' acciaccati perché avevo qualcuno che non stava bene, ho visto questa reazione, hanno tenuto fino alla fine e merito sicuramente dei ragazzi. Ti interrompo Giovanni perché è il momento più atteso, perché il capitano del Friuli alza la coppa, il trofeo delle regioni lo vince 7 anni dopo il Friuli Venezia Giulia. E gioia per Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine, le province del Friuli. E gioia per tutte le società che abitano queste province, che hanno permesso a questi ragazzi di vivere un sogno. Ricorderanno per sempre la Sicilia, Taormina. Presidente Morgana, il padrone di casa di questo torneo delle regioni per la 61esima edizione. Presidente, un rapido sunto e la gioia di aver finito questa manifestazione, possiamo dire adesso riuscita. Una grande manifestazione, un grande torneo delle regioni, bellissime e rappresentative, grande fair play, grande rispetto per gli arbitri, per i compagni, per gli avversari. Siamo tutti felici. Il sindaco di Taormina, la regione, tutti, veramente non potevo sperare di più. Un grande torneo delle regioni. Ebbene sì,
Sono qui per ricordarvi una data importantissima, 18 giugno 2025, la data del grande galà dei Penalty Awards. La location? Tra qualche settimana la saprete. Bentrovati con una nuova puntata di Face to Face, ovvero 7 domande per 7 risposte. Scopriamo oggi il nostro ospite, Francesco Tantillo. Ciao Francesco, ben trovato. Salve, salve. Cercheremo di capire quelle che sono le tue qualità al di là delle tue capacità sportive che sono considerevoli. Sei pronto? Prontissimo. Anche perché la prima domanda è un po' particolare. Essere troppo giovani nel mondo del calcio è conveniente oppure no? Essere giovani, no, a volte magari forse c'è più tempo per imparare, in modo che così quando si è più vecchi si può arrivare già in una situazione di situazioni importanti. Ecco. Però è anche vero che è sempre molto impegnativo, molto difficile. Sempre sì, quello sempre. O si è giovani o si è vecchi, quindi la situazione è sempre impegnativa. È sempre molto impegnativa. Ma ci sono troppe invidie, secondo te, nel mondo del calcio dilettantistico, soprattutto siciliano? Allora, le invidie esistono ovunque. Quindi certe come volte si suol sono dire, accentuate. Sono accentuate perché soprattutto per chi fa bene. Quindi se tu fai bene sicuramente non sei visto alla grande, sei visto sempre in una situazione di qualcuno cerca di fare meglio di te e allora cerca sempre di tirarti il piede. E in questo caso tu come ti comporti? Magari cerco di tirare la mia squadra e non ascoltare mai nessuno, per la mia strada, attenzione, a non ascoltare mai nessuno e quindi di cercare di fare qualche macumba ogni tanto. Addirittura. Francesco, ma c'è stata mai qualche delusione da parte tua nei confronti di qualche dirigente? Sì, quello succede, può capitare, se considerato che stai con tanti dirigenti, quindi a volte capita magari di rimanere deluso per qualche situazione un po' particolare. E come ti sei comportato? Che ho lasciato comunque cadere la cosa perché non sono il tipo sempre che cerco di attaccare qualcun altro, no, cerco poi di ponderare. Ma butti acqua, non butti fuoco? Mai buttare fuoco perché lo faccio sempre per il bene della società per cui lavoro, ecco. Ma come nasce un rapporto di fiducia tra un direttore sportivo e l'atleta che magari in quel momento fa parte della stessa società? Ma nasce con il tempo, perché devi comunque trasmettere e fare sentire quell'atleta anche importante. Quindi io mi curo sempre, sotto questo punto di vista cerco di fare sentire sempre i miei ragazzi importanti e soprattutto di non fare mancare nulla. La vita da direttore è una vita fatta anche di vittorie, fatta anche di sconfitte, ma nel caso di una sconfitta, cioè tu come vivi la tua sconfitta quando ritorni poi a casa? Ti racconto un aneddoto, no? Vai. C'è stato un periodo l'anno scorso dove praticamente con il San Giorgio Piana abbiamo fatto un paio di partite, una sconfitta, un pareggio, qualcosa, comunque un pochettino stava andando male, no? Quella squadra era abituata a vincere. Allora tutti si aspettavano che io arrivavo al campo per fare un pochettino di macello, come si suol dire. Invece ho comprato della carne, della salsiccia e abbiamo fatto una grande arrostita. Hai dato ancora più fiducia al progetto. E da lì siamo ripartiti. Questo per me significa il valore di squadra, ecco, perché magari la sconfitta ci sta, però sono convinto che delle sconfitte si tira fuori tanta esperienza e si cresce. In questo caso, dopo una sconfitta, il rapporto con la tua famiglia subisce delle variazioni umorali? Sì, me lo dice sempre mia moglie, perché arrivo a casa con un altro stato d'animo, cioè magari sono più predisposto a litigare. Quindi sì, subisce. La sconfitta è Quanto tempo ci vuole per smaltire una sconfitta a casa? Allora, se gioco di domenica, fino a martedì, perché il lunedì... Il tempo che ritorni di nuovo a parlare e no, vivere perché il lunedì escono tutte le testate giornalistiche, no? Quindi si parla male di quello che è stato fatto il giorno prima. Quindi ma martedì si ricomincia. Qual è l'aspirazione di Francesco Tantillo?
La mia ispirazione è quella di andare più in alto possibile, quindi guai se non fosse così. Chiaro. Quindi forse non sono solo io che... La mia però non è una domanda scontata, perché comunque spesso e volentieri in molti vedono un'aspirazione che va al di là di quello che è il lato sportivo, no? Alcuni Sì, invece sì. hanno un'aspirazione magari personale, No, di per famiglia o di altro. Stiamo parlando di calcio, attenzione. Sì, è anche vero, Quindi, sì. è anche vero. Io dico che per me la mia aspirazione è quello, spero un giorno di poter fare professionismo. Questo è quello che io... Quanto ci stai mettendo del tuo? Tanto, ci sto mettendo tutta la mia passione, soprattutto tutta nel mio piccolo la mia conoscenza. Questo sì. Chiudo con una battuta. Ti sei sentito vero nel raccontare queste cose tue personali che vanno al di là di quelli che sono i risultati, le classifiche che ogni domenica invece devi vivere in prima persona? Sì, in realtà sono questo, quindi sì. Perfetto, grazie Francesco, Grazie a te. per essere stato con noi qui nel nostro Face to Face, che ritornerà ancora una volta presto qui con voi. Diciassettesima edizione del Peschereccio d'Oro, ancora una volta Mazzara del Vallo protagonista per un evento nazionale di grande rilevanza. Presenti tantissimi personaggi del mondo dello sport, del giornalismo e della letteratura. È un'eccellenza che lancia la città di Mazzara del Vallo sempre a livello nazionale e internazionale.
è quello che ci professiamo noi come gruppo Campisi, perché Mazara del Vallo ha bisogno anche di un'immagine non localistica, ma che apre le porte al turismo attraverso questi eventi culturali, attraverso la presenza di prestigiosi nomi del mondo della cultura, del giornalismo, della televisione e anche dell'antimafia, come in questa circostanza, ed è il nostro obiettivo mettere come in cima la nostra città, e lo abbiamo sempre dimostrato e fatto, e noi vogliamo ringraziare l'amministrazione comunale di Agrigento, capitale della cultura, che viene a ritirare il premio, l'amministrazione comunale di Gibellina, che viene a ritirare il premio come capitale dell'arte contemporanea, e l'amministrazione comunale di Bivona per l'eccellenza nel mondo, perché sappiamo le pesche sono buonissime di Bivona. Saranno premiate questi 3 comuni insieme a tanti altri personaggi. Ringraziamo anche la Camera dei Deputati, la Presidenza della Camera, che ci onora anche quest'anno del premio di rappresentanza antimafia, che sarà assegnato a Don Pino Puglisi. Portare avanti il gruppo è ancora una cosa molto importante, perché ci teniamo ai valori umani, ai valori professionali, per cui già abbiamo iniziato, senza avere uno sponsor, come potete vedere in tutti i manifesti, la seconda edizione del Gran Galà del Gambero Rosso, dove si aspettano altre città italiane ed estere. Pensate che qua, per quanto riguarda questo premio, si sono spostate persone degli Stati Uniti, che voi stasera di Chicago, direttamente imprenditori internazionali, TV internazionali, sono collegate più di 250 televisioni, per cui cerchiamo lo slogan che noi abbiamo coniato come gruppo Campise: visita Mazara del Vallo, città di arte, cultura e Gambero Rosso. Noi siamo onorati di avere queste persone che ci cullano, portare la nostra città dove merita, e noi ce la faremo tutti, perché la città è di noi cittadini, non di altre persone. Noi palloni gonfiati non ne vogliamo. La 17ª edizione delle Peschereccio d'Oro per me è un'emozione, è un onore farne parte, perché sono nata a Mazara del Vallo e quindi tornare in questa città per me è sempre speciale. In più quest'anno l'edizione si è arricchita perché c'è lo sport protagonista, e quindi, occupandomi da tanti anni soprattutto di comunicazione sportiva, essendo una giornalista sportiva, avere un campione del mondo come Alberto Gilardino, un arbitro che ha arbitrato una finale mondiale come Nicola Rizzoli, e chi i mondiali era raccontati come Marco Lollobrigida, ovvero il vice direttore di Rai Sport, per me è davvero un orgoglio aver portato delle eccellenze a Mazara del Vallo. Mazara del Vallo merita chiaramente palcoscenici di questa portata, e chi lo sa, ancora più importanti nei prossimi anni, nei prossimi mesi. Siamo qui per questo, e per me davvero è un grandissimo onore farne parte. Siamo con Marco Lollobrigida. È importante stare in Sicilia, soprattutto perché questa è una terra meravigliosa e i personaggi importanti che ci vengono a trovare sono sempre ben accetti. Ricevere un premio di questo genere penso che ti lusinga notevolmente. Ci rende importanti,
ricevere un premio di questo genere, perché lo dicevo anche poco fa chiacchierando insomma amabilmente, questa è una terra splendida, una terra che a me colpisce sempre molto per la sua varietà, per la sua storia, per quello che rappresenta per l'Italia, e questo posto, Mazzara del Vallo, particolarmente mi affascina, perché è un incontro di culture e qui si sente, si respira proprio, no? Questa vita variegata, quindi è veramente un piacere enorme, è una cosa che mi commuove e mi emoziona. Parliamo di sport perché penso che sia necessario parlarne. Dopo la parentesi di una nazionale che forse probabilmente va rivista, qual è il tuo pensiero di questo prossimo percorso della squadra di Spalletti? Che lui è il cardine, Luciano Spalletti. Io credo che questa sia una squadra che non ha dei contenuti tecnici mostruosi, notevoli, ed è importante passare per il gioco. Lui sicuramente sta ricostruendo una squadra, ci sono dei giovani interessanti, è importante andare al mondiale perché si riparte con il grande evento e con un gruppo. Io credo che il vero contenuto, il vero valore aggiunto dell'Italia ora è Luciano Spalletti. Va Pirlo al porto, Giraldino, 1-0. Dobbiamo sfruttarli, prima abbiamo sbagliato ma adesso molto attenti a non finire in fuorigioco, battuta perfettamente questa punizione da parte di Pirlo e Giraldino, nessuno lo marca, rimangono nelle loro posizioni, bastava tagliare davanti e metterla dentro. Bravi. Abbiamo visti troppi di gol presi così dagli Stati Uniti nelle nostre telecronache, Beppe, tutti così li ha presi. Ma in questo mondiale io sto vedendo molte squadre disorganizzate, guarda, non marca nessuno Giraldino, solo. È il grande credo di Lippi, non possono essere organizzate le nazionali in difesa, gioco con due attaccanti forti. Sì, ma questa è su una punizione del genere, se tu non marchi Giraldino chi vuoi marcare? Devo dirti una cosa fondamentale, io ricordo la tua sviolinata dopo il gol ai mondiali del 2006, una sviolinata che è diventata storia anche della televisione, perché ogni volta che parliamo anche di quel mondiale ricordiamo i gol, ma soprattutto anche quello tuo importante contro gli Stati Uniti. Una nazionale che certamente in quest'ultimo periodo forse qualche piccola difficoltà la sta incontrando. Per quanto riguarda il mio gol ai mondiali sono sempre dei bellissimi ricordi, e ricordare sono cose positive, sono emozioni che uno si porta dentro per tutta la carriera, per tutta la vita. Adesso ho cambiato il ruolo, sono allenatore, quindi mantengo sempre quei bellissimi ricordi, ma ho cercato di accantonarli per inseguire questo nuovo sogno, che è fare l'allenatore ad alto livello. E sono tornato in questa splendida terra, la Sicilia, sono venuto per la prima volta in questa splendida città come Mazzara del Vallo, e sono felice di essere qui. Ringrazio la famiglia Campisi e tutti gli organizzatori di questo evento, di questa bellissima serata per il premio. Per quanto riguarda la nazionale maggiore, bisogna secondo me essere e rimanere molto ma molto sereni, perché c'è un CT che ha le idee molto chiare, c'è un CT che ha un'esperienza tale per poter fare grandissime cose. Conosco il mister, so che persona è, ma oltre che sotto l'aspetto tecnico e tattico, soprattutto l'uomo, e quindi quello è indispensabile, avere un CT di questo livello al comando della nostra nazionale. 17ª edizione del Peschereccio d'Oro, un premio dove ancora una volta viene valorizzata la figura di sportivi e tanti altri personaggi che chiaramente fanno parte del mondo dello sport in genere. Essere presente oggi qui vuol dire anche che lo sport ancora una volta aggrega e dà sempre possibilità a tutti di emergere. Assolutamente, sì, stamattina c'è stato un bellissimo incontro con le scuole di Mazzara, e ho avuto l'opportunità insieme
alle persone che verranno premiate stasera in questa serata, tra scrittori, giornalisti di cronaca, Nicola Rizzoli, ex arbitro internazionale, quindi di poter ascoltare anche, non solo di parlare. È stata una splendida mattinata e assolutamente lo sport è aggregazione e crescita personale, crescita di gruppo, perché quando si parla di squadra, e soprattutto è un messaggio per i giovani ragazzi che si approcciano allo sport di poter inseguire sempre i loro sogni, qualsiasi cosa facciano e qualsiasi sport facciano. Ex arbitro internazionale, sempre nel mondo del calcio, perché chi ha il virus difficilmente lo riesce a debellare. Essere presente oggi qui in un contesto dove lo sport è in prima linea credo che sia una bella soddisfazione. È una grandissima soddisfazione, è un premio molto bello, ben organizzato, con tantissime persone di livello, perché non solo sportivi come Gilardino e altri, ma anche giornalisti e scrittori di altissimo livello, quindi sicuramente complimenti agli organizzatori prima di tutto, e fa molto piacere essere qua a Mazara. Ecco, Mazara del Vallo, che sembrerebbe lontanissimo da tanti circuiti, poi alla fine riesce a tirare fuori un premio anche di caratura nazionale di una certa rilevanza. Non dobbiamo assolutamente neanche meravigliarci a questo punto, ripeto, per le persone e i nomi che ci sono. Mazara è una città conosciuta nel mondo, non solo in Italia, ovviamente per diversi motivi, in particolare per il gambero rosso, che è una grandissima tradizione, una cosa di cui io, amandolo in maniera particolare, sono molto contento di poter essere qua e vedere dove viene pescato. Sicuramente, ripeto, è un premio che a livello nazionale è importante, lo dimostrano i nomi, ma Mazara è conosciuta a livello mondiale. Sono curioso di conoscere Mazara, perché è la prima volta che vengo, ho amici qua, ma anche sono curioso di vedere dove nasce questo gambero, questo famoso gambero rosso. Il mondo arbitrale sappiamo benissimo che spesso e volentieri in quest'ultimo periodo è anche un po' bistrattato, VAR sì, VAR no, è fuori gioco, non è fuori gioco, era un fallo, non era un fallo, però poi alla fine anche loro fanno parte di questo magico circo del pallone. Beh, certamente, gli arbitri sono sempre stati un pochettino nell'occhio del ciclone, soprattutto quando le decisioni non sono le più facili o ci sono degli errori. Fa parte dell'essere umano, cioè uno si impegna, cerca di fare del proprio meglio, di prendere le decisioni più corrette. Evidentemente c'è anche la possibilità di sbagliare, quindi quando sbagliamo entriamo. Questo è normale, ma è così in tutto il mondo, posso garantirlo, girando in tutto il mondo. Adesso sono in America, è così ovunque, quindi non c'è da sorprendersi. In Italia c'è una grandissima cultura del calcio, grandissima passione, e di conseguenza questo può creare polemiche quando ci sono delle decisioni non sempre corrette. Siamo con Stefano Castiglia, presidente nazionale del futsal, che in questo ultimo periodo sta facendo numeri, grande organizzazione, sarà presente finalmente ai mondiali, quindi una grande soddisfazione anche per te che dirigi questo grande movimento in continua crescita. Sì, un grandissimo movimento, tantissimo entusiasmo, veniamo dallo scorso weekend con più di 5.000 presenti a Iesi per la nostra Coppa Italia, oggi è iniziata la nostra Coppa Italia femminile in Puglia, è un momento tanto propositivo, di come dire, spumeggiante, come mi piace dire, e ce lo stiamo godendo. La doppia soddisfazione anche di rappresentare un grande movimento in crescita in un contesto che è il premio del Peschereccio d'Oro, a dimostrazione che ancora una volta i premi nazionali che parlano di sport fanno bene allo sport. Ma sì, e notiamo sempre di più un interesse verso questi premi importanti, verso le attività sportive, che non ci dimentichiamo che fare sport vuol dire vita, vuol dire salute. E doppiamente felice e orgoglioso da siciliano, come dire, di aver ricevuto l'invito e di aver conseguito questo premio, proprio per parlare sempre più della nostra amata terra.
Fabio Capuana, presente nella 17ª edizione del Premio Nazionale Peschereccio d'Oro, ancora una volta una bella soddisfazione per te che sei un nuovo dirigente che avanza in un contesto di uno sport che spesso e volentieri è un po' bistrattato, ma quando c'è la passione c'è sicuramente tanto. Assolutamente sì, sono felicissimo di essere qui a Mazara insieme agli amici Piero e Natale Campisi, mi hanno dato questo grande onore, questo grande piacere, insieme a persone, a personaggi più che altro di grandissimo spessore. Sì, il nostro è un mondo molto bistrattato, ma il lavoro alla fine paga sempre e sono convinto che anche in Sicilia arriveranno le giuste opportunità per quello che è il nostro mondo. Ringrazio ancora il gruppo Campisi per questa grande soddisfazione, per questa grande giornata e godiamocela tutta. È un piacere vederti qui con noi oggi, non poteva essere altrimenti, grazie. Noi cerchiamo di portare avanti il nome della nostra Mazara, della nostra provincia e della nostra Sicilia nel mondo, fare vedere che anche noi diamo il nostro contributo privato, non istituzionale. Noi istituzionale abbiamo solo la Camera dei Deputati che ha decretato ancora una volta e ha assegnato la medaglia antimafia d'argento alla memoria di Don Puglisi. L'anno scorso l'abbiamo dato alla famiglia Borsellino, l'anno primo Impastato, e quindi abbiamo unito le forze tra l'associazione di Impastato e tra le altre associazioni e anche quest'anno abbiamo assegnato il premio antimafia. Questo vogliamo dare un segnale netto, deciso, per dire che la nostra provincia non è quello che pensano gli altri, ma bensì possiamo esportare turismo, enogastronomia, che sono le nostre carte vincenti in tutto il mondo. Si conclude qui la puntata post-pasquale di Penalty. Si ritorna in campo tutti i giorni 27, pertanto appuntamento a mercoledì prossimo alle 15:20, sempre qui sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold. Ancora a tutti voi, grazie per averci scelto.